Ripartono per il 33esimo anno consecutivo i corsi di cultura a Chiavari nei locali del Centro Sociale San Giovanni Battista in via delle Vecchie Mura 1. Il programma dell'anno accademico, ricco e sostanzioso, prevede anche lezioni di russo e cinese, oltre che laboratori di informatica. I corsi di cultura di Chiavari sono una bellissima realtà, ve lo dico io perché ne sono così convinta che ne ho fatto proprio una ragione proprio vitale. 33 anni di fondazione, fondati dalla nostra cara e mai abbastanza ricordata Presidente Luisa Moggia. Siamo una realtà che sul territorio è molto radicata. Che cosa facciamo? Beh, tantissime cose. Cerchiamo di essere vicini alle persone, diamo questo che è il nostro logo, cultura e la capacità che ha la mente di intendere la vita, ma per cultura si intende anche lo stare insieme come oggi, il partecipare a delle cose, il leggere, il attivare, diciamo così, le facoltà cerebrali, l'amicizia, l'empatia. Quindi la cultura è tutte queste cose qua e noi cerchiamo in tutti i modi di sfondare questo. Da ottobre a maggio si tengono i corsi. Come ci si fa ad iscrivere? L'iscrizione viene dalle nostre volontarie, ne abbiamo grazie al cielo uomini e donne, e si possono stipulare da noi nella biblioteca Francesco ed Elena Bono, che è di proprietà dei corsi di cultura stessi. Dunque lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 4 in poi ci siamo sempre, ci saranno degli specialisti, daranno i programmi di lingue. Che cosa rappresentano i corsi di cultura per la città di Chiavari? I corsi di cultura rappresentano una realtà vivace, viva ed entusiasta ed è bellissimo. Sono persone che veramente credono in quello che fanno e portano avanti le tradizioni e quella che è veramente la cultura del nostro territorio.